Meno 3 settimane è il conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico. I dirigenti sono al lavoro da tempo per rendere le lezioni, le ricreazioni, gli arrivi e le partenze più regolari possibile. Da parte della regione c'è invece qualche preoccupazione. Che abbiamo poco tempo e questo poco tempo è una grande responsabilità del ministero, perché hanno dato contraddizioni, su contraddizioni, informazioni a una dirigenza scolastica che è piena di responsabilità. I nostri sindaci, i nostri comuni, le nostre province hanno cercato di venire incontro alle esigenze della scuola nel provare a reperire spazi quando le aule si verificava essere troppo piccole, però resta ancora una grande incertezza. Tra i temi più dibattuti e sui quali c'è forse meno chiarezza, l'uso delle mascherine da parte degli alunni e poi i banchi. Sulle mascherine noi abbiamo detto chiaramente il nostro no mascherine in classe, no mascherine durante le lezioni. Le mascherine si devono usare quando si entra, quando si esce, nel momento della ricreazione. Sui banchi altrettanto. Il banco con le rotelle è un'invenzione un po' strana che è contro le regole di protezione civile, non è per la sicurezza né dei ragazzi né del mondo della scuola e soprattutto non ce n'è bisogno. Questo grande bando fatto a livello centrale noi avevamo detto non avrebbe funzionato perché i banchi sarebbero arrivati troppo tardi e purtroppo ancora una volta i nostri suggerimenti non sono stati ascoltati. E ancora la questione degli autobus, a bordo dei quali è previsto il distanziamento. Sui trasporti non è dato sapere come potremo usare il trasporto pubblico che già era insufficiente prima, immaginiamoci ora. Le famiglie sono disorientate come anche la regione perché purtroppo, aggiungo, la competenza esclusiva dello Stato in questo, ciò che verrà detto dal Ministero dovrà essere da noi rispettato e basta, noi cerchiamo di dare buoni suggerimenti, ma come lei sa il suggerimento si può dare ma alle volte non è accettato.